Buongiorno a tutti, eccoci qua con una nuova puntata di Arte e Cultura sempre su Veneto Globe. Grazie sempre che ci seguite così numerosi. Questa settimana portiamo la musica. Torniamo ancora a seguire questo mondo che ci piace tanto, perché la musica è comunque un linguaggio universale ed è un benessere dell'anima e secondo me è un benessere per il mondo stesso, la musica. Abbiamo due artisti, due musicisti, possiamo definirli on the road, quindi che viaggiano un po' di qua, un po' di là, itineranti e come si trasferiscono o trasportano le loro emozioni in giro per il mondo, in giro per le città. Ogni tanto si fermano, ogni tanto proseguono, però ve li farò conoscere subito dopo la pubblicità, quindi non mancate, fermi qui. Adesso io presenterei i miei ospiti, faccio parlare loro adesso, alcuni di voi sicuramente li conoscerete già, altri li conosceranno oggi. Ho qui con me Vinicio e Steve. Buongiorno, grazie Buongiorno. Valentina per questa splendida opportunità che ci dai Grazie a voi, di sono felice di avervi essere qua con me. ospiti in questa trasmissione e ringraziamo anche coloro che sono a casa che magari ci ascoltano. E che dire, tu hai già detto praticamente tutto. Spero di fare una presentazione. Nel senso che noi siamo dei musicisti da sempre accomunati, primo dall'amicizia e poi la grande passione che ci dà la musica, il grande dono che ci dà la vita di poter suonare uno strumento, cosa che noi facciamo con cuore nelle piazze, facciamo con cuore nei teatri, nelle sale, nei bar, nei locali, nelle bettole, ovunque ci chiamino e ci sia la necessità di portare un messaggio così vivo, soprattutto in questi periodi in cui i tempi sono molto difficili. Stevie? Che dire, abbiamo le nostre ragazze, Gli attrezzi del mestiere, diciamo. sì, le nostre bambine, dai. Che carine, ha la faccia delle bambine. E noi, giustamente, insomma, a noi piace tantissimo suonare e dare emozione alle persone e cercare, insomma, ogni giorno cerchiamo di dare delle emozioni e nella musica, quando suoniamo, diamo ancora di più. Diciamo, possiamo proprio definirvi artisti, perché artisti sono coloro che trasmettono un'emozione, quindi diciamo da musicisti artisti sono due cose che si accomunano veramente, perché uno può essere suonatore, può suonare, però chi riesce a trasmettere veramente quello che ha dentro, secondo me è definibile un artista. Esattamente, è vero, è vero. Tu lo sai sicuramente più di noi perché la bellezza e la maestosità dei tuoi quadri è riconosciuta e noi abbiamo avuto modo di apprezzare quello che tu sai fare ed è veramente incredibile. Quindi, Grazie. diciamo, grazie noi cuore. definirci artisti magari è un po', come dire, un po' in più se Voi necessario. siete creativi di emozioni. Diciamo così. Creativi di emozioni. Ed è una cosa fondamentale perché diamo troppo per scontato le emozioni, ma le emozioni sono ciò che ci fanno vivere, ci rendono vivi dentro. In un mondo come adesso che siamo veramente circondati da tanto materialismo, È vero. le persone hanno bisogno delle persone che riescono a dar loro delle emozioni. E quindi questo fa bene anche da casa alle persone che vi guardano, vi ascoltano. Il mio programma è proprio per portare persone che possono aiutare anche da casa a dare una vita, a dare un nuovo stimolo, a mantenere proprio anche certi valori, ma anche quelle piccole cose, perché anche voi nella vostra semplicità riuscite a fare grandi cose, riuscite
veramente a creare delle atmosfere, a trattenere il pubblico. Ancora queste cose qua sembrano banali, invece sono essenziali e mancano. E aver portato voi qui, secondo me, è una cosa importante per chi ci sta guardando, perché in questo momento abbiamo bisogno di persone che come voi, perché il mondo ne ha bisogno e spero che voi siate anche proprio un messaggio, ma anche un esempio per chi guarda, per chi magari non riesce, non ha il coraggio, vorrebbe buttarsi, qualche stimolo, o chi magari è un po', come si dice, magari un po' più chiuso, un po' perso tanta fiducia nella società, ha perso delle sensazioni che prima viveva, adesso si sente un po' magari morto dentro. E quindi voi riuscite a dare quella defibrillazione, come si dice? Esattamente. Sì. Al cuore, secondo me. E questo è importante. Beh, la musica dal vivo ha vissuto un periodo di grande fulgore nella sua storia, ultimamente è un po' bistrattata perché questioni che sono più grandi di noi e che nemmeno commentiamo l'hanno un po' ridotta ad un fenomeno marginale. Quello che ci auguriamo è che davvero la gente ritorni nei locali a sentire la musica dal vivo, soprattutto apprezzare le nuove proposte, le canzoni inedite magari, esatto. Perché no? Perché molti fanno cover e noi preferiamo suonare anche delle canzoni nostre, oltre che cover chiaramente quando è richiesto. Però avrei proprio il piacere di rivedere la gente che esce di sera. Capiamo le difficoltà, ma sono comuni a tutti. Però ti racconto questo, 2 settimane fa ero in Spagna e ho fatto una piccola tournée, da solo Stevie non ha potuto raggiungermi, comunque ad agosto ci torneremo sicuramente, e ho notato che comunque c'è molto entusiasmo. C'erano dei musicisti che suonavano flamenco ed erano simpatici, belli da vedere, da sentire. C'erano dei musicisti inglesi, c'erano dei musicisti canadesi, c'ero io, c'era qualcun altro, c'erano musicisti greci e abbiamo fatto una bellissima sezione di musica mista ed è stata una cosa bellissima perché tutti ascoltavano, tutti ballavano, tutti si divertivano, come se quello fosse l'ultimo giorno di vita. Nonostante questi problemi che anche in Spagna vivono, perché è una cosa comune in tutto il mondo, quindi non è un fenomeno puramente qua, però insomma dai, bisogna cercare di tenersi su, dai. Esatto, poi ci sono anche le persone propense, ma credo che quando si sente la musica, penso sia una cosa innata nelle persone di aver voglia di ascoltarla, di ballare, di ridere, di viverla a pieno, perché comunque è un linguaggio, è una cosa, secondo me, noi siamo cresciuti comunque con la musica, è parte di noi, secondo me è parte dell'essere umano. I bambini appena nati, piccoli, già con la musica li vedi che iniziano a essere attenti, sorridono, cioè è un qualcosa che fa parte di noi e quindi è un modo, a parte per anche imparare, perché tramite la musica si possono imparare tante cose. Certo. Ma direi che questo messaggio nasce già nel grembo materno, perché comunque i bambini percepiscono i suoni, i rumori e già lì c'è ritmo, c'è musica, no? Esatto. Poi il resto, la pittura, la scrittura, le altre forme d'arti arrivano dopo. Certo. Agli albori proprio c'è la musica è... La musica, il battito del cuore, no? Quindi, esatto, tutto ciò che è sonoro, che è melodico, fa parte comunque e fa parte anche dell'evoluzione delle persone, perché comunque bene o male la musica ci accompagna tutta la vita, diventa una colonna sonora, ognuno di noi nei momenti della propria vita, belli o brutti, ha una, tra virgolette, colonna sonora, ha una canzone che si porta dentro, ha un suono. Noi più di una perché ce li ricordiamo a memoria. E voi da quanto tempo è che vi avete rifatto questo sodalizio assieme? Vai Stevie. Sono 4 anni ormai? Sì. 4 anni abbiamo ripreso assieme. Non ci siamo mai persi di vista io e Vinicio. Un po' abbiamo avuto un po', ci siamo un po' divisi, ma non per empatia o cose, certo. Purtroppo problemi un pochettino. Lui vive da una parte e io dall'altra. Sì, la vita, diciamo. Esattamente. A volte la vita separa un attimo, poi ricongiunge. La vita è un po' un disastro ogni tanto. Comunque dai, dopo alla fine... Comunque c'è la musica che ci salva. Vero, verissimo. Diciamo che la musica mi ha salvato, ci ha salvato, penso anche a Vinicio, ci ha salvato da tante situazioni, la chitarra, tante situazioni anche
non belle, diciamo, che però la musica ci ha salvato, mi ha mantenuto, non mi sono buttato in cose brutte, diciamo, né niente, mi sono salvato, ecco. Guarda, io quando dipingo, a volte ho bisogno della musica di sottofondo per chiudermi nel mio mondo. E allora riesco a fare anche, esempio, io penso a un'idea e dopo me ne esce anche un'altra e me ne vengono fuori una catena, quindi parto da un quadro e poi magari ne faccio altri due perché riesco a chiudermi in un mondo, grazie anche alla musica che metto di sottofondo con le mie cuffiette, mentre io a volte invece sono in mezzo alla gente e allora è bello perché puoi anche colloquiare, però quando ho voglia di dipingere oppure proprio sento la necessità, mi chiudo con la musica e là mi sento bene. Sembra, È vero. sembra una banalità, invece È una ci terapia, aiuta. la È una musica terapia. come la pittura, tu veramente. Esatto. L'arte in genere è una terapia. Esatto. Dopo bisogna vedere anche come viene interpretata, anche giustamente, no? Per un'interpretazione della musica o della pittura o della danza, o tutta l'arte, insomma, tutto ciò che è artistico, secondo me è un qualcosa che è terapeutico, prima cosa, e seconda cosa fa sognare. Esatto, e c'è bisogno di sognare ancora. Ma noi voi siamo- ci fate sognare con qualcosina? E noi siamo sempre Così dal sognatori. vivo? Sì. Cos'è che potete... Sempre Ma, i vostri pezzi, allora- perché la cosa bella è che suonate dal vivo. Sì, facciamo un Quindi pezzo dal che vivo, sappiano anche i nostri telespettatori. Allora, come detto prima, Tutto dal vivo, live. Prendiamo un brano del nostro CD, Judgment Day, che è diciamo la penultima produzione, ma si raggancia un po' al discorso che abbiamo fatto finora. Quindi il viaggiare nel mondo, scoprire nuove culture, nuovi personaggi, nuovi usi, nuovi costumi. Questo in realtà è un classico rock and roll, sostanzialmente, no? Molto semplice, però racconta di quando ero in Messico e ho notato come si usciva alla mezzanotte fino alle 6 di mattina e durante il giorno tutti a dormire. Devi stare un po' attento perché se ti fai trascinare dalla tequila non suoni più. Ti metti a ballare o fai una balla, insomma, dipende dai punti di vista. Lì c'è proprio una cosa pazzesca. Quindi dai, dancing on along. Okay. E sempre cultura. 1, 2, 3, 4. Yeah, I'm traveling, I'm tired, I'm always on the road. Yeah, I'm traveling, I'm tired, I'm always far from home. I'm in a pretty town of southern Mexico. You can see the laser till the sun goes down. When the evening comes, anything can be. Bills go down, and mama's looking good. There's a party all around, crazy dancing on the lawn. Come on, everybody, dancing on the lawn. It's hard to go to sleep before they go. Come on, Stevie. Yeah, the colors of the world and the power of the land makes me feel alright. It's good to learn new things. But the holy rock and roll can change your heart and soul. There's a party all around, crazy dancing on
alone. Come on, everybody, dancing on alone, dancing on alone. It's hard to go to sleep before the door. I see it, yeah, dancing on alone. I see it, yeah, dancing on alone, dancing on alone. Come on, little mama, till the new day comes. Come on, little mama, till the new day comes. Come on, little mama, till the new day comes. Bravi! Top, fenomenali! Così, senza- Fenomenali! Senza Veramente mitigazione. fenomenali! Proprio, Bravi! sarebbe bello. Bravi, bellissimo pezzo, eh. No, uno non può, un pezzo così ti dà carica. Dal vivo sì, con l'amplificatore che... Ma tra i vostri viaggi, perché alla fine viaggiando, quindi è cultura e bagaglio culturale che cresce, qual è uno dei viaggi più belli, cioè, che hai fatto, comunque anche tu, quelli che ti vi sono rimasti più dentro? E anche quindi le persone che vi hanno dato più, come si dice, no, ma più gioia, più riempimento al cuore, diciamo. Vai Stevie, dai. Non ce n'è uno che in particolare, perché tutti i viaggi che abbiamo fatto sono stati molto particolari, cioè molto belli, particolari, e non ce n'è uno meglio dell'altro. Diciamo che Qualcosa di diverso? sì, perché ogni viaggio ci ha arricchito di qualcosa di nuovo, Ok. sia diciamo musicalmente che anche caratterialmente, cioè viaggiare, suonare nei posti all'estero in Italia o in Europa, in qualsiasi parte dove noi abbiamo suonato, la musica ce la siamo portata con noi e abbiamo anche acquisito da chi suonava nel posto. Per cui abbiamo imparato cose nuove, modo di comportarci, lingue nuove, quindi Ma voi morose nuove. Beh, alla faccia delle vostre bimbe qua. So che avete anche conosciuto però anche personaggi di un certo rilievo, mi sembra, nel tuo cammino. Sì, parecchi Dai. artisti famosi, sì. Comunque Stevie ha detto una cosa giusta, quello che rimane dentro, oltre a queste esperienze, sono i contatti che rimangono con le persone belle che abbiamo conosciuto. Abbiamo fatto delle esperienze nelle riserve indiane, proprio in mezzo ai Pelle Rossa, e tuttora, dopo 25 anni, siamo ancora in contatto con questi Ma dai, che uomini, con questi bellezza. amici, e vengono spesso a casa nostra, noi andiamo da loro e ci scambiamo le esperienze, loro suonano, noi suoniamo, facciamo jam, ci si sposta, passiamo dalla Norvegia al Marocco e abbiamo fatto insomma 23 paesi del mondo. E poi tutto aiuta, tutto serve, anche le esperienze brutte che ti possono raccontare, anche le cose belle. Quando ci siamo esibiti per i bambini a Capoverde è stata una cosa magica, veramente magica. Anche Immagino. quando magari... Che emozione, solo sentirvelo raccontare. Vedi che le emozioni delle classi magari meno abbienti o meno fortunate di noi, quando vedi gente che è costretta a lavarsi sulle pozzanghere d'acqua, oppure sei nel deserto con 2 bottiglie d'acqua e te le devi far bastare, arriva la tempesta di neve, in quei momenti la musica può essere anche una forma di preghiera, una forma di rituale. Vorrei raccontare una storia, questa è un po' brutta, ma penso che possa servire per far Certo, riflettere, ed è uno assolutamente. dei grandi insegnamenti che ho avuto. Ok, Stevie, ti rubo lo spazio. Allora, ero a suonare in Venezuela, Sì. villaggio turistico. Ogni settimana cambiavano le persone a rotazione.
Poi il giorno libero prendevo la mia chitarra, facevo una lunga passeggiata sulla spiaggia, proprio qualche chilometro, andavo così da solo, no? A meditare un po', anche per estraniarmi un po' dal, come si dice, dal trambusto, no? Di questa festa continua. E un giorno al ritorno, verso sera, trovo una famiglia, un gruppo di persone seduti all'ombra in mezzo alla vegetazione. Saluto e mi fanno un cenno, vieni qua. Vado lì, ci presentiamo, ciao, come stai? Sono d'Italia, così. Bene, e dai, siediti qua con noi. Vabbè, ci sediamo, si fa un po' di conversazione. E sei musicista? Sì, lavoro qua al villaggio. Ti va di suonare una canzone per me? Sì, dimmi cosa posso suonare, qualcosa che ti piace. Quello che vuoi tu, mi basta sentire musica. Benissimo, le facciamo veloci. Allora, alla fine questo signore che mi ha chiesto di suonare si mette a piangere. E lo guardo e dico, ma non ti è piaciuta la musica? No, mi è piaciuta tantissimo. Ma sai che lavoro faccio io? No, non lo so, io faccio il becchino. Ogni giorno seppellisco le persone. E mia mamma, quando ero piccolo, mi ha portato davanti alla tomba di mio padre e mi ha detto, questo che tu vedi era tuo padre, però non si è comportato bene con me, mi ha violentato e picchiato più volte. E adesso io lavoro in questo cimitero, sono io il guardiano del cimitero e ogni giorno vengo qui alla fine della mia giornata con la famiglia e vado al mare per lavare il mio dolore e tu con le tue canzoni, con la tua canzone me l'hai alleviato. Mamma mia, wow. Che meraviglia, ragazzi. Cioè, questa è una cosa che mi porto dentro veramente, quindi viva la musica, ragazzi. Viva la musica. E tuttora queste persone mi scrivono, ci si scambiano i saluti. Bellissimo così. Queste esperienze che abbiamo avuto. Sì. No, ma anche te, Steve, parlando, essendo qua così, cioè, vengono fuori di queste cose, ragazzi, ne avete passate tante, ne avete fatte tante? Abbiamo passato bei momenti, anche brutti momenti, diciamo, perché naturalmente anche noi, io come anche Vinicio, abbiamo collaborato con tanta gente, c'è chi è stato buono e c'è chi non è stato molto buono, diciamo. Perché la musica poi tra l'altro purtroppo c'è anche questo da dire, che la musica come nell'arte in genere, che nella pittura, purtroppo esiste anche l'antagonismo, purtroppo. Ed è una cosa bruttissima perché nella musica, nell'arte, non dovrebbe mai esserci la collaborazione, diciamo, ci vorrebbe la collaborazione. Esatto. Ecco, scusate. No, è quello che manca, purtroppo manca qui al giorno d'oggi il problema della società, secondo me è un grande problema, la collaborazione, il venirsi incontro, perché c'è troppo, il sostenersi, cattiveria, invidia. Esatto, è troppo gareggiamento, diciamo, parliamo diciamo, tra virgolette, troppo gareggiamento. La cosa bella è la collaborazione con musicisti, ho suonato con tantissimi musicisti bravissimi con cui ho collaborato, che sono stato molto contento, e con musicisti che purtroppo sembravano bravi, buoni, eccetera, alla fine non lo erano. Ma questo entrambe le cose hanno servito, a me personalmente sono servite per arrivare insomma dove sono adesso, insomma, che non ho mai mollato, ecco. Mai, e poi tu hai la musica, con la musica scacciatevi la negatività. Esattamente, esatto. E anche vi dice uguale, non so. Guardate, voi con questo sorriso, con queste due chitarre, mandate via tutta la negatività che c'è attorno. Assolutamente. Siete veramente un esempio di come affrontarle le cose. Secondo me, questo spirito che avete dentro è grande. E è da seguire, ragazzi, che li avete visti. Seguite questo spirito, perché questo spirito vi salva. Questo spirito vi salva. Poi Valentina è bravissima, abbiamo avuto l'occasione di conoscerla. No, grazie, gentilissimi, noi abbiamo anche la nostra amica in comune, Loredana, che la salutiamo, la Loredana Bianco. Ciao Lori. Sì, grande. No, grazie, voi invece. Sarebbe bello fare una bella cosa assieme tra l'arte e la musica. Perché no? Si potrebbe proprio fare una bella collaborazione così. Anzi, perché no? Fissiamo la data. Assolutamente, fisseremo la data anche, quindi voi state all'occhio, ragazzi, state sempre attenti per gli aggiornamenti. Sì, secondo me qualcosa di buono ne verrà fuori. Secondo me sì, perché la cosa si unisce bene, viene... Esatto. Io adesso lancio un attimo la pubblicità, poi torniamo con i saluti. Ok.
Eccoci tornati ragazzi, grazie ancora per averci seguito questa puntata anche oggi con questi due grandi ospiti, perché non posso dire che sono veramente meravigliosi. Vinicio, buona, troppo Steve, buona, troppo grazie veramente per essere stati Grazie qua. a te, intanto, Valentina. Ci avete arricchito lo spirito oggi. Ci vediamo Troppo buona. presto. Grazie a te Valentina. Grazie Grazie a voi di da cuore. casa. Noi vi salutiamo, ci vediamo la prossima settimana e adesso un saluto con un'ultima musichetta finale. Come la vogliamo? Romantica, allegra, melodica? Falla melodica, qualcosa di... Un pezzo melodico. un pezzo melodico, Va dai. bene, allora facciamo un pezzo in italiano, visto Ok. che abbiamo anche un CD. Andiamo in chiusura così. Un CD in italiano. Ciao a tutti ragazzi. Questo si chiama E tenersi E tenersi. per mano. Bella. Passa il tempo e sei così bella, forse ancora più di allora. Quante notti hai pianto per le tue paure, d'ora in poi amore non sarai più sola. E avevamo entrambi un po' di timore nel pronunciare quelle due parole e scoprire insieme tutti quei problemi, poi sentirsi ancora più vicini e tenersi per mano, sussurrare sottovoce io ti amo, la conferma il lieve sorriso degli occhi tuoi. E tenersi per mano, sussurrare sottovoce io ti amo, la conferma il lieve sorriso